Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Enrico Trantino è ufficialmente il 32esimo sindaco di Catania. Oggi pomeriggio l'insediamento e la consegna della fascia tricolore. Il primo cittadino stringe i tempi per completare la giunta. Nei prossimi giorni le visite dei ministri Salvini e Piantedosi. Serate violente nella Movida di Palermo, il brutale pestaggio serale ai danni di un quindicenne da parte di 4 ragazzi che volevano impossessarsi del suo cellulare fa crescere le preoccupazioni per la sicurezza. Ristrutturazioni fantasma all'Istituto Scolastico Alessandro Volta di Palermo, arrestati 3 imprenditori edili con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Cateno De Luca non perde tempo, il nuovo sindaco di Taormina rivendica maggiori riconoscimenti per il territorio. Il primo obiettivo è fare cassa con i grandi eventi del teatro antico. Giornata mondiale dell'ambiente, la plastica prima causa di inquinamento, riciclo, riuso e riduzione alle buone pratiche per salvare il pianeta. Intanto crescono le malattie correlate al clima e ai suoi cambiamenti. Buonasera dal nostro telegiornale. Enrico Trantino è formalmente il nuovo sindaco di Catania. Oggi pomeriggio l'insediamento e la consegna della fascia tricolore. Il primo cittadino già al lavoro per completare la giunta nei prossimi giorni. Le visite dei ministri Salvini e Piantedosi. Luca Ciliberti. L'incarico è il dare a qualcuno il compito di prendersi cura di qualcosa. Enrico Trantino è ufficialmente il 32esimo sindaco di Catania, l'8º eletto direttamente dai cittadini catanesi. L'avvocato penalista, 59 anni, si è insediato formalmente ricevendo la fascia tricolore in municipio tra numerosi esponenti della coalizione di centrodestra che lo hanno sostenuto e davanti agli occhi emozionati dei figli e della moglie. Io ho chiesto a tutti quanti gli amici: strattonatemi nel momento in cui doveste vedere che io stia cominciando a considerare la carica come strumento di potere. Non dovrà mai essere così e non sarà mai così, perché mi conosco e so che non sarà così. Enrico Trantino, sin dal giorno della sua elezione, ha cominciato a lavorare per rimettere in moto la macchina amministrativa. Già la scorsa settimana, senza aspettare l'insediamento ufficiale, mi sono recato a Roma per confrontarmi con i tecnici dell'ANCI sui temi di bilancio e sui temi di personale. Nello stesso tempo per chiedere un aiuto per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza, perché naturalmente in questa corsa contro il tempo ci possono essere anche degli equivoci interpretativi che vorremmo fugati. Pronte anche le prime interlocuzioni istituzionali. Giorno 9 verrà il ministro Piantedosi per un comitato straordinario sulla sicurezza indetto dal prefetto su nostra sollecitazione. Domani passerà il ministro Salvini che mi vuole incontrare ufficialmente, al quale noi riproporremo la questione del nodo Catania che ci interessa per restituire il waterfront alla città. Ho chiesto un approfondimento del dossier forse più scottante, quello sul tema dei rifiuti, per superare alcune criticità. Trantino corre e adesso chiede anche ai partiti di accorciare i tempi per le indicazioni dei nomi degli assessori che completeranno la sua giunta. Sulla giunta di città non so se già domani indicherò i primi 5 per cominciare a essere operativi. Ho chiesto ai partiti di mettermi nelle condizioni entro il fine settimana di poter avere la giunta al completo, spero di poterla avere. Ha chiesto qualcuno in particolare, qualche nome di tecnico, di personalità politica per ricoprire ruoli più delicati, bilancio, piano urbanistico? Io ho chiesto che mi consentano di nominare un assessore in, chiamiamola quota mia, quindi di mio personale riferimento, da destinare a uno dei comparti che è stato indicato, non dirò quale, e quindi con un ruolo un poco più tecnico, più ancora che politico. Dopo la consegna della fascia tricolore, la firma nel libro d'onore del comune e l'omaggio al gonfalone della città, Trantino si è poi recato in cattedrale per l'offerta a Sant'Agata. È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia Francesco Sabella, 50 anni, ferito a coltellate il 23 maggio scorso da un vicino di casa al culmine di una lite condominiale a Palermo. Il presunto omicida Salvatore De Santis, 52 anni, è stato fermato l'indomani dalla polizia. L'uomo è stato sottoposto a 3 interventi chirurgici, uno dei fendenti gli avrebbe provocato gravi ferite al fegato.
Movida violenta a Palermo, in città cresce la preoccupazione per la sicurezza serale dopo il pestaggio in centro ai danni di un quindicenne da parte di 4 ragazzi che volevano impossessarsi del suo cellulare. La sorella lancia un appello social e ai nostri microfoni dice: aiutateci a trovare chi ha aggredito mio fratello. Marco Gullà. Picchiato selvaggiamente. Nella Palermo di notte, quella che a volte diventa violenta e feroce, c'è un'altra vittima di pestaggio. Sabato notte un ragazzo palermitano stava uscendo dalla discesa dei Giovenchi con un coetaneo. All'incrocio con via Macheda è stato fermato da 4 ragazzi, 3 maschi e una femmina di età compresa tra i 20 e i 25 anni che volevano impossessarsi del cellulare del giovane. Dopo il no del giovanissimo è scattato il pestaggio, contusioni, volto tumefatto, denti spaccati. Il ragazzo, ancora in stato di shock, non è stato in grado di ricostruire perfettamente la dinamica dell'aggressione. La sorella del quindicenne ha lanciato un appello social al fine di trovare i balordi che hanno compiuto questa violenta aggressione. Sono qui per chiedere con il cuore in mano un aiuto da parte di tutti. Chi sa qualcosa deve parlare. In piena notte, dopo aver subito l'aggressione, mio fratello, col volto sanguinante, ha cercato aiuto andando verso il Teatro Massimo, trovandosi 2 carabinieri che lo hanno soccorso immediatamente. So che si tratta di una zona super frequentata, soprattutto a quell'ora. Quindi, per favore, un video, una testimonianza, anche in forma anonima, potrà permetterci di risalire a queste bestie. Aiutateci. E oggi in via Macheda alcuni commercianti ci confermano che questa strada, piena di turisti fino al tramonto, diventa poi nella notte pericolosa. Soprattutto ci sono le traverse che sono proprio indicibili, ma quello che fa più paura è vedere questo abbandono senza una presenza reale. Non so se la notte appunto è transitata anche da polizia, comunque, perché di giorno ne passano tantissimi e infatti dico la situazione è molto sotto controllo. Nel caso invece della notte dico, penso che se realmente è così, che ci sono diverse aggressioni, si dovrebbe aumentare comunque la vigilanza. A breve la famiglia del ragazzo picchiato sporgerà denuncia verso ignoti, ma un fascicolo è già stato aperto d'ufficio dai carabinieri. Una notizia di cronaca: i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno ridotto la pena da 26 a 18 anni a Francesca Maria Castronovo, che avrebbe assodato 2 uomini per far uccidere la zia Angela Maria Corona, di 47 anni, il cui corpo fu trovato il 16 aprile del 2020 sotto un ponte tra Bagheria e Casteldaccia. Secondo la donna, la zia l'avrebbe maltrattata e umiliata per anni. Confermate invece le condanne a 25 anni ciascuno per i 2 presunti esecutori. Le manutenzioni nell'istituto scolastico Alessandro Volta di Palermo sarebbero state eseguite solo sulla carta, mettendo a rischio in alcuni casi la sicurezza degli studenti. È quanto contestato a 3 imprenditori edili accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Natale Bruno. Lavori mai effettuati, altri realizzati al risparmio a danno della sicurezza degli studenti e del personale. Ancora una scuola al centro di truffe e maneggi a Palermo. Dopo il caso clamoroso dell'arresto della preside della Falcone dello Zen, adesso scattano 3 provvedimenti cautelari per gli arresti domiciliari a carico di altrettanti imprenditori eseguiti dai carabinieri sulla base delle indagini coordinate dai procuratori europei delegati dall'European Public Prosecution Office di Palermo per truffa aggravata e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Al centro l'Istituto Superiore Cittadino Alessandro Volta. L'indagine, condotta da novembre del 2021 a giugno del 2022 dalla sezione EPPO del Nucleo Investigativo di Palermo e denominata Volta, si è avvalsa di appostamenti e sopralluoghi nelle diverse fasi dei lavori di ristrutturazione. In particolare, i destinatari del provvedimento, attuando un meccanismo consolidato nel tempo, avrebbero effettuato lavori di manutenzione e ristrutturazione attraverso il metodo dei subappalti a cascata e delle fatturazioni fittizie, percependo attraverso il risparmio o addirittura il mancato utilizzo di materiale o la mancata o incompleta realizzazione delle opere contabilizzate profitti ai danni dei progetti di ristrutturazione dell'edilizia scolastica finanziati dall'Unione Europea della sicurezza tecnico-strutturale delle opere. Lavorazioni a risparmio eseguite in taluni casi artigianalmente da maestranze non specializzate e prive delle relative certificazioni a scapito della sicurezza degli studenti e del personale scolastico, come nel caso delle porte antincendio installate
installate su telai non conformi e con meccanismi di sblocco non efficienti. Documentata la mancata realizzazione del massetto dei servizi igienici, fatturato regolarmente per intero, ma di fatto realizzato solo sulla carta, così come sulla carta risultava il montaggio di materiale regolarmente spesato e mai consegnato. Si è proceduto anche al sequestro per equivalente per un valore di 140.000 euro, quale quantificazione preliminare dell'illecito profitto. Incidente a Lipari, nel tratto di mare antistante Punta Castagna, una barca a vela si è scontrata con un aliscafo. I passeggeri del natante, 2 adulti e un bambino di 1 anno, sono caduti in mare e sono stati soccorsi da un marittimo che si è tuffato e li ha issati a bordo, mentre la barca a vela colava a picco. L'autorità marittima ha avviato accertamenti sulle cause dell'incidente. E cambiamo argomento. A Taormina comincia la rivoluzione del nuovo sindaco De Luca. Nel mirino Tao Arte gli introiti dei grandi eventi. Non lasciano un euro al comune, protesta il primo cittadino. Sentiamo. Cateno scatenato. Il nuovo sindaco di Taormina adesso vuole conto e ragione e dai microfoni del Punto su Telecolor tuona contro quelli che lui chiama i buffi di questi ultimi anni. La prima meta turistica siciliana, centro di arte e cultura, necessita di una riorganizzazione complessiva che parta dal comune. E allora Scateno non perde tempo. Alle porte dell'estate il primo obiettivo è fare cassa anche con i grandi eventi del Teatro Antico che da Taormina transitano senza lasciare nulla nelle casse pubbliche, a detta del nuovo sindaco. L'altro giorno sono stati un giro a conti fatti di 300.000 euro. Scusate, ma 300.000 euro ne pagano forse 10.000 per il teatro, perché ora hanno aumentato un pochino il canone. Dopodiché il comune di Taormina ci siamo trovati, io anche a fare il vigile urbano, perché ne abbiamo 2 e gli altri ce li ha concessi la polizia metropolitana. Dopodiché non avete idea, ovviamente, quello che rimane, perché 4.000 biglietti, sostanzialmente era il massimo ieri, l'altro ieri quando ci sono stati votati. Scusatemi, e io che sto a fare? Taormina, giugno, luglio, agosto non ha bisogno di food e malavinneta. Parliamoci chiaramente. L'obiettivo sono gli organizzatori degli eventi e dei concerti che dal canto loro si dicono disponibili al dialogo, ma rifiutano l'idea di fare solo cassa, spiegando che la ricaduta sul territorio tra hotel, cene, parcheggio e tassa di soggiorno equivarrebbe a 7 volte circa l'incasso di ogni singolo evento. Ma De Luca non ci sta. Per andare a Teatro Greco si passa dalla strada di cui è proprietario il comune di Taormina, tanto per chiarirci, per cui domani notifico già questa decisione, che si apra subito un tavolo immediatamente, perché io non intendo più spendere un solo euro, faccio un'ordinanza e non faccio passare più nessuno e così facciamo ridere l'Italia. E poi bisogna mettere mani al caos tra le vie della cittadina, soprattutto nei mesi estivi. Credo che tutti sanno che se passeggi nel corso principale di Taormina fino alle 10, 10 e mezzo c'è una situazione incredibile, 20-30 mezzi di carico e scarico, non solo, anche col servizio di raccolta dei rifiuti che blocca totalmente Taormina, e ovviamente questo non è consentito. De Luca annuncia che non si insedierà nel CDA della Fondazione Taormina Arte, di fatto a maggioranza regionale, e non risparmia neppure il presidente Schifani, che domani dovrebbe fare visita all'ospedale di Taormina. Prepareremo la delibera per uscire da Tao Arte, in quanto il comune non ha conferito neanche i suoi beni, quindi ci troviamo con una situazione paradossale, dei beni che sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi che non sono stati però conferiti, ma nessuno se n'è accorto. A questo aggiungo che il bilancio di Tao Arte del 2023 non esiste, per cui si sta agendo in questo momento a colpi di penna, tanto siamo abituati a pagare i buffi di queste situazioni. Comincia la calda e lunga estate di Taormina, con Scateno protagonista. Siracusa è l'unico capoluogo siciliano che andrà al ballottaggio. Il prossimo fine settimana la città torna alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Scaduto il termine per gli apparentamenti, la campagna elettorale diventa sempre più accesa tra accordi e qualche mal di pancia. Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e a Siracusa sarà ballottaggio. Intanto in città gli animi si riscaldano sempre più. Appoggeranno il candidato del centrodestra Messina, anche l'ex sindaco Garozzo e Mangiafico. Nella coalizione però c'è un po' di mal di pancia. La Democrazia Cristiana pare voglia staccarsi per sostenere Italia. Non ritengo ci siano problemi e che se c'è qualche sbavatura sarà sistemata in corso d'opera. Il sindaco uscente potrà contare su Bandiera, che al primo turno aveva corso con 3 liste civiche. Una di queste, l'UDC, però si è sganciata a favore di Messina. È chiaro che quando si integrano dei programmi, questi programmi poi vanno realizzati e Bandiera è la persona più adatta e anche più coerente politicamente rispetto alla mia proposta politica.
Non tutti gli apparentamenti piacciono agli elettori e sui social sono tanti i post di critica. Intanto uno dei temi principali su cui si gioca la partita è la mobilità, le piste ciclabili soprattutto. Tutte le persone che sia nella precedente giunta che nel precedente consiglio comunale hanno votato le piste ciclabili sono insieme a Ferdinando Messina, che era presidente della commissione viabilità e trasporti. Il consiglio comunale ha deliberato i chilometri e il fatto che bisognava realizzare le piste ciclabili, le modalità, intendo il biciplan e la delibera di giunta che approvava il progetto esecutivo, è in corpo all'amministrazione Italia. E pare che il PD, che sosteneva Renata Giunta, arrivata terza, starà a guardare. L'unica certezza è che da lunedì ci sarà un sindaco, nuovo o vecchio, lo sceglieranno i siracusani. Un ventenne è stato ferito a colpi di pistola in contrada Tre Colli a Pachino nel Siracusano. Non è chiaro se sia stata solo un'intimidazione o se l'autore abbia sparato per uccidere. Immediato il trasferimento all'ospedale di Maria di Avola. I carabinieri indagano sull'episodio. Giornata mondiale dell'ambiente, questa è un'attenzione puntata sulla buona pratica delle 3 R di riciclo, riuso e riduzione per combattere l'inquinamento causato dalla plastica che invade il nostro pianeta e ne compromette il futuro. Giusy Lazzaro. Elimina l'inquinamento della plastica, chiaro e diretto, quasi un imperativo, quello della Giornata Mondiale dell'Ambiente voluta dalle Nazioni Unite nel 1973. Sono passati 50 anni e l'importanza di preservare il nostro pianeta diventa sempre più urgente. L'aria, l'acqua e la terra sono invase da sostanze inquinanti, prima fra tutte la plastica. Si stima che ogni anno si producono 430 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali progettate per essere utilizzate una sola volta. Di questi meno del 10% viene riciclato, ricorda l'ONU, aggiungendo che ogni anno circa 19-23 milioni di tonnellate finiscono nei laghi, nei fiumi e nei mari, quasi quanto il peso di 2200 torri Eiffel tutte insieme. Altro capitolo preoccupante riguarda le microplastiche fino a 5 mm di diametro presenti nel cibo, nell'acqua e nell'aria, e ogni persona sembra che consumi più di 50.000 particelle di plastica all'anno, molte di più se si considera l'inalazione. Sono 3 le parole scelte per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Riuso consentirebbe di avere un taglio del 30% dell'inquinamento nei prossimi 17 anni. Riciclo per un ulteriore 20% in meno fino al 50%, eliminando i sussidi ai combustibili fossili. Riduzione. Orientando la produzione si arriverebbe al 17% in meno usando materiali alternativi. La plastica deve essere gestita in maniera più efficace e coordinata, coinvolgendo tutti gli attori, dalle istituzioni alle aziende fino alle persone e alle città in cui vivono. Lo chiedono da sempre i volontari di Plastic Free. Ci sentiamo soli in queste attività, è necessario che le istituzioni facciano la loro parte, non solo a ripulire, a raccogliere rifiuti come di ordinaria amministrazione, ma creare e fare delle attività di monitoraggio che sia costante e efficace, con successive multe. Un impegno globale che deve coinvolgere tutti nella salvaguardia del nostro pianeta. E c'è un altro rischio correlato all'ambiente e ai cambiamenti climatici, quello dell'aumento dell'aggressività delle malattie trasmesse da animali e insetti. Al momento sono 20 i virus sotto osservazione da parte degli specialisti. Eva Spampinato. L'allarme è lanciato dalla SITI, Società Italiana di Igiene, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. In Italia è previsto un aumento del rischio e dell'aggressività delle malattie infettive correlate al clima e in particolare quelle causate da vettori come le zanzare, come la malaria, il dengue e la febbre del West Nile, oltre che patologie trasmesse da pappataci e zecche. Sì, esiste certamente il rischio ed è collegato a tutta una serie di fattori in cui l'uomo ha un ruolo fondamentale, cioè la siccità intanto e quindi i cambiamenti climatici con appunto la riduzione della disponibilità di acqua potabile, la vicinanza di animali che prima stavano nelle foreste e a causa della deforestazione si sono sempre più avvicinati all'uomo, soprattutto pipistrelli e pangolino, che hanno ovviamente dei virus che potenzialmente a causa del salto di specie possono sicuramente
passare all'uomo. Il professore Jacobello conferma l'importanza di adottare un approccio multidisciplinare. Viene detta con un termine inglese one health, cioè un'unica salute sia degli animali come anche dell'uomo, ma anche delle piante e dell'ambiente. I cambiamenti degli ecosistemi, dettati dalle attività umane, sono in grado di influenzare molteplici vie di trasmissione delle malattie infettive, aumentando così il rischio di nuove epidemie. Il 75% delle infezioni cosiddette emergenti sono considerate delle zoonosi, cioè si trasmettono direttamente dagli animali, ma anche e soprattutto attraverso i vettori, quindi zanzare, plebotomi, zecche, pappataci, si trasmettono all'uomo. Non è un problema che riguarda il singolo individuo, è un problema che riguarda la sanità pubblica. Bisognerà quindi intervenire intanto modificando alcuni comportamenti che sono ovviamente sbagliati. Primo fra tutti ovviamente cercare di bonificare le aree dal quadro di siccità, portare delle acque potabili, migliorare quindi la condizione ambientale. Al momento sono 20 i virus sorvegliati speciali in tutto il mondo. C'è il dengue, chikungunya, zika, West Nile, che vengono trasmesse dalle zanzare. In quest'ottica risulta essenziale investire nelle infrastrutture, nella pulizia dei corsi d'acqua e nella ristrutturazione della rete idrica. Traffico in tilt da questa mattina sulla circonvallazione di Catania in seguito a nuovi lavori di riqualificazione del manto stradale, dei marciapiedi e della bonifica degli alberi lungo il tratto dal viale Odorico da Pordenone fino all'incrocio con viale Fleming sulle due carreggiate. I lavori proseguiranno su questa parte dell'arteria catanese per circa 10 giorni, sabato compreso. Con la chiusura delle scuole fra pochi giorni il traffico dovrebbe alleggerirsi. I cantieri fanno parte della complessiva riqualificazione della circonvallazione di Catania per un totale di 10 chilometri. Il Teatro Massimo Bellini apre le porte al grande jazz. Il celebre pianista Danilo Rea duetta virtualmente con le stelle della lirica del Novecento. Eva Spampinato. Il duetto è virtuale, ma l'incanto è reale. Ecco cosa accade quando un mito del jazz come Danilo Rea incontra le stelle della lirica del Novecento, seppur a distanza di uno schermo. E questa è l'idea di partenza dello spettacolo La grande opera in jazz, Danilo Rea e le stelle del canto, una carrellata in cui il celebre pluripremiato virtuoso del pianoforte si lascia ispirare dall'estro dell'improvvisazione e accompagna le voci di Maria Callas, Caruso, Mario del Monaco, Beniamino Gilli, Amelita Galli-Curci, Alma Gluck, Giacomo Lauri Volpe. Palcoscenico degli speciali duetti il Teatro Massimo Bellini di Catania. Grazie alla tecnologia, le più prestigiose voci liriche del secolo scorso, estratte da registrazioni storiche, sono tornate a vivere e vibrare in una chiave inedita, in cui il ritmo è dettato da uno dei maggiori esponenti del jazz italiano e internazionale. Melodia e improvvisazione sono le passioni del pianista vicentino, amatissimo dal pubblico. Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e convergono, attraverso il jazz, in uno spettacolo in cui Rea rende il suo personale omaggio in chiave jazz ai mitici cantanti lirici del Novecento italiano. Una breve pausa, TG Sicilia torna tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia. Il ritorno di Ross Pelligher a Catania apre 15 giorni importanti per il Catania, 2 settimane nel corso delle quali saranno poste le basi per la prossima stagione. La prima operazione riguarderà la trasformazione in società di capitali della SSD, quindi si parlerà di budget e allenatore. Angelo Gaiano.
2 settimane fitte di impegni ma soprattutto di decisioni. Il ritorno di Ross Pelligra a Catania segna di fatto l'avvio della nuova stagione, quella del ritorno dei professionisti dei colori rosso-azzurri. Agenda, come detto, fitta di impegni per il presidente del Catania, che ha già cerchiato in rosso alcune date. Sono quelle legate all'iscrizione del club alla prossima stagione. Primo e determinante passo sarà comunque la trasformazione in società di capitali dell'attuale SSD. Contestualmente verrà anche fissato il budget per pianificare la prossima stagione. Il gruppo Pelligra avrebbe deciso di mettere a disposizione della dirigenza etnea circa 10 milioni di euro. Entro il 15 giugno il Catania dovrà comunicare alla Lega la disponibilità dello stadio per le partite interne e in questo senso i lavori di restyling del Massimino non incideranno. Il giorno dopo invece la dirigenza rossoazzurra dovrà confermare la partecipazione delle rappresentative giovanili ai campionati di riferimento. Entro il 20 giugno poi va presentata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, accompagnata da fideiussioni bancaria o assicurativa. Sul fronte tecnico invece il nodo da sciogliere è la scelta del nuovo allenatore. Concluso come sembra il rapporto con Giovanni Ferraro, sono almeno 3 i profili su cui la dirigenza etnea sta riflettendo. Oltre all'ex allenatore di Venezia e Sud Tirol Ivan Javorčić e a Luca Tabbiani, ultima stagione alla Fiorenzuola, resta attuale il nome di Michele Pazienza, mentre sono in discesa le quotazioni di Francesco Baldini. La decisione dovrebbe arrivare già entro questa settimana. Nel frattempo il DS Antonello Laneri sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.